all'Istituto Nautico Gallo, oggi in collaborazione con Mare Vivo, un interessante convegno dal tema Nautic in Blu. Ecco come si svolge l'iniziativa, ci saranno diversi appuntamenti, i ragazzi hanno ben accettato questo invito, ne parliamo con Tania Roccaforte, responsabile del plesso del Nautico di Porto Empedocle. La nostra scuola, come ogni anno, sta organizzando queste attività insieme agli esperti di Mare Vivo. Hanno partecipato anche il dirigente dell'ARPA, tutto per spiegare ai ragazzi qual è l'importanza della salute in mare, del benessere in mare, della pulizia, quindi l'educazione ambientale a 360 gradi. I nostri ragazzi fanno questo percorso ormai da tempo e sono avvezzi a queste conoscenze, però è sempre bene ricordare loro qual è l'importanza del nostro ambiente e pensare anche al loro futuro e alle nuove generazioni. Noi ci teniamo molto a questa educazione, a questa formazione. Tra l'altro, essendo un istituto nautico, quindi che vive a stretto contatto con il mare, non possiamo farne a meno. Abbiamo trovato negli addetti di Mare Vivo una grande disponibilità e abbiamo così partecipato a questo progetto Nautici in Blu che si svolge in tutta Italia, quindi non solo nel nostro istituto nautico, ma in parecchi istituti nautici d'Italia. Questa iniziativa vi vede anche partner qui all'Istituto Gallo insieme con Mare Vivo. Sì, Mare Vivo ci ha coinvolti per venire a parlare di Cetacei, che è il focus, diciamo, delle nostre ricerche, dell'associazione Meris. Studiamo in particolare delfini che vivono nella provincia di Agrigento, partendo dal porto di Porto Empedocle. Quindi oggi ai ragazzi avremo modo di parlare dell'importanza dei cetacei, del tutelarli e di quelli che sono i risultati delle nostre ricerche scientifiche. Ecco, un breve risultati, ce li può anticipare magari? Com'è la nostra corsa, come si caratterizza? Sì, negli anni siamo partiti da zero, quindi qui non si sapeva nulla della biologia di questi animali, della loro presenza, abbiamo iniziato a studiarli, abbiamo capito dove si concentrano principalmente e una delle zone sono proprio le acque antistanti il porto di Porto Empedocle. Abbiamo scoperto che circa un centinaio di delfini vivono sostanzialmente nelle nostre acque, stiamo monitorando anche le nascite, quindi è una zona molto produttiva dove gli animali vengono qui per riprodursi, a crescere i propri piccoli e per nutrirsi. Infatti molto spesso è possibile vederli dietro pescherecci che catturano, diciamo, il pesce dalle reti. Stiamo anche studiando il loro stato di salute e vedendo qual è la distribuzione in relazione anche a quelli che sono la distribuzione dei rifiuti in mare aperto. La situazione non è, nonostante la popolazione è molto numerosa e in crescita, abbiamo notato che hanno molte malattie della pelle e oggi parleremo anche di queste, ragazzi, per sensibilizzarli. Nautici in Blu è un progetto nazionale di Mare Vivo Onlus che si rivolge a molti nautici in tutta Italia, sono circa 20, e da quest'anno anche 2 nautici in Spagna, a Barcellona, e ha l'obiettivo di fare educazione ambientale con questi ragazzi che lavoreranno a stretto contatto con il mare, quindi per loro è importante sapere un po' cosa c'è nel mare, quindi cosa c'è di bello nel mare, ma anche i concetti di economia circolare, di sostenibilità, perché è ovvio che così come sta andando il nostro pianeta dobbiamo cambiare le nostre abitudini ed è giusto che le cambiamo a casa, a scuola, ma anche nel nostro futuro lavoro. Ci saranno 4 attività, 2 di seminario direttamente a scuola coinvolgendo esperti del settore e poi faremo 2 uscite, un'uscita con una pulizia della spiaggia qui a Marinella con campionamento dei rifiuti, quindi è uno studio scientifico dei rifiuti ed è uno studio che poi avrà una sua rilevanza anche internazionale, e poi faremo un'uscita nella nostra oasi di Mare Vivo a Eraclea Minoa, che è un centro di educazione ambientale, e lì ovviamente avranno modo di toccare con mano la natura. Come valuti questa iniziativa? Un'iniziativa che pensa che ti possa servire anche per il tuo futuro lavorativo? Certo, questo è normale, poiché Nautici in Blu si mette anche a disposizione nostra. È una bella iniziativa, è anche positiva,
ovviamente, e spero che in un futuro poi ci sarà ovviamente utile. Innanzitutto questo progetto rientra nel nostro PCTO che serve per la nostra crescita e anche per l'ambiente. In questo progetto noi andremo a visitare alcune per la pulizia delle spiagge, appunto per la nostra crescita serve molto a farci capire che un domani appunto inquineremo molto di meno. È un progetto che appunto parte da Nautici in Blu che rappresenta appunto la salvaguardia dell'ambiente marino e speriamo che in un domani, anche verso il 2030, ci sarà meno inquinamento nelle nostre spiagge.